Una lite furiosa poi accoltella il fratello. Siamo ad Orgiano, tra le campagne invernali del Basso Vicentino. Tutto si tinge di buio presto di questi tempi, ma la scintilla del dramma scocca a mezzanotte e mezza. Nasce un diverbio per futili motivi tra i due fratelli, uno di 41 l'altro di 44 anni. Gli animi si scaldano, la tensione tra i due sfocia in un'aggressione. Il più giovane impugna un coltello da cucina e colpisce il fratello alla mano destra provocandogli una profonda ferita. Viene lanciato l'allarme e i carabinieri di Sossano, con il supporto della stazione di Campiglia dei Berici, intervengono e arrestano in flagranza di reato il 41enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio e lesioni personali dolose aggravate dall'uso di un'arma. Accuse molto gravi per un fatto estremamente grave, sviluppato in un contesto familiare collocato ai margini della socialità e quindi anche difficilmente penetrabile da parte dell'ufficio sociale del comune di Orgiano, il quale in passato ha incontrato questa famiglia senza riuscire tuttavia a poter acquisire elementi che potessero far presagire quello che è accaduto. Manuel Dotto, sindaco di Orgiano, commenta incredulo quello che è accaduto. La vittima, il fratello più grande dell'aggressore, immediatamente soccorso e trasportato in ospedale al San Bortolo di Vicenza, fortunatamente non è in pericolo di vita e le sue condizioni non destano preoccupazione, mentre il fratello più giovane è stato portato in carcere al San Pio X di Vicenza. Ma quel che è accaduto per la comunità di Orgiano è un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. I servizi sociali di Orgiano sicuramente sono già attivi per riuscire appunto a inserirsi nuovamente in questo contesto e a penetrare necessariamente quella che è la capacità di questa famiglia di comprendere che quanto è accaduto non possa costituire un gesto normale.